In questa splendida cornice del monastero di San Benedetto in Polirone, dove ci troviamo oggi, ci ritroviamo a chiacchierare un po' della dieta dei monaci. Siamo in piena Quaresima adesso, per cui in periodo di astinenza, tuttora i nostri giorni. È bello vedere però che nei nostri giorni, ma anche nel Medioevo, questa astinenza che viene richiesta dalla Chiesa non era poi in definitiva una privazione spaventosa, perché la carne alla quale si rinunciava in parecchie giornate in realtà veniva rimpiazzata da altri alimenti altrettanto nutrienti e, se cucinati bene, altrettanto gustosi. Qui siamo in zona piena del pesce del Po e quindi non c'erano problemi di approvvigionamento alimentare per questi monaci, i quali si nutrivano delle delizie che arrivavano qua sotto. Nella seconda metà del Cinquecento abbiamo la testimonianza di un cuoco celebre che si chiama Bartolomeo Scappi, il quale suggerisce 26 ricette diverse per cucinare lo storione, per esempio, che da queste parti doveva essere molto diffuso. Quindi non c'erano in realtà problemi ad avere comunque una mensa buona, ottima anche in periodo di astinenza, anche perché quello che imponeva il cristianesimo era soprattutto la misura, la moderazione nel cibo e non necessariamente la mancanza di cibo, che sarebbe stata vista come un eccesso pericoloso anch'esso in realtà, quasi come il peccato di gola propriamente detto. Mi sembra importante appunto considerare proprio il monastero come spazio di vita proprio per scoprire poi il valore, ecco, di questa tradizione che nelle varie epoche si è sempre riproposta. Ai nostri giorni manteniamo sempre la tradizione erboristica collegata alla produzione di tisane e la distribuzione di erbe, ecco, sempre in questa ottica, ecco, di aiuto, di condivisione, ecco, di valorizzazione dei beni del creato. Apriremo dei laboratori, faremo convenire qui gli agricoltori, faremo partecipare coloro che hanno fatto le ricerche più importanti per capire che si può creare un'alimentazione senza i veleni, che si può fare questo, che si può coltivare senza utilizzare i continui veleni che ci propinano le multinazionali. Qui venivano custoditi tutti i segreti e le conoscenze anche delle erbe aromatiche e anche dei prodotti di cui si parlerà oggi. Un vanto per l'amministrazione comunale, per l'amministrazione che è sempre interessata ai prodotti della nostra terra, che vuole che siano conosciuti, vogliono che siano apprezzati e quindi ben felici di avere dato la nostra collaborazione al mercato.